a Pasqualina dunque, è un gruppo di canto che è stato messo in ballo da Nicolao Sorba e dal Centro Culturale Università Anno. A principio è stato appena difficile per quelli che c'erano, quelli che non c'erano, e poi dopo è un gruppo che comunque è abbastanza evoluto, sino a giungere a oggi. Prima cantavamo in scena o per i concerti, ogni volta che facciamo, non erano mica le nostre produzioni, e ora dunque è un anno che è stato messo in ballo e abbiamo di ogni poca di creazione. Si mette in ballo piano piano e abbiamo per scopo di fare un disco. Bon, da qui a ogni pochi anni, mica forse ogni pochi anni, ma da qui a un momento. E dunque a Pasqualina per noi, perché abbiamo avuto di noi una riunione ieri tra di noi, per vedere appena a chi ne si muove, quale c'è e quale non c'è, chi c'è, tutto questo per avere un po' da fare, per poter essere un gruppo a pari all'altro e per non essere mica considerati solo come un gruppo di facoltà che la canta solo per la facoltà. Volevamo una sorta appena di suo stereotipo che può essere visto dai studianti, per esempio. E di una maniera per noi, da questo punto, di rappresentare l'università, a Gorsi, i nostri valori e di noi ciò che noi siamo, in fin di conto, perché non siamo mica tutti gli stessi, non siamo mica tutti in studi corsi, tutti nella stessa filiera, non abbiamo mica tutti imparato il corso in casa. Dunque per noi di una maniera di essere tutti a pari ed essere differenti di noi, in quanto al nostro modo di cantare di noi. E qua Pasqualina rappresenta appena tutto questo e per noi è di una maniera di rappresentarci. E quanto siete nel gruppo? Oggi dunque tra i musicanti, i cantatori, i canterini siamo 13. Dunque di un gruppo assai c'è assai gente dentro. E ecco perché è stato a principio appena un problema, ma poi se di noi un bel affare noi. È interessante, eh? Sai? E dunque c'è la sorta appena dell'università e Sì. mostrarsi e mostrare che l'università ha fatto un suo gruppo. Tu non canti mica, tu, Canto ma in casa. con tutti i live. Adesso allora ti primo di abbonano Primo. 2 anni. Dunque qui noi Ce ne abbonano sono a state tutti assai come buonanotte. e beh, ce n'è stata assai, ma di noi in quanto alla lingua è proprio un bel affare, penso a Bonanova, perché raccoglie i testi di ogni scrittore, non sono mica tutti di stesso voglione. Qui si ritrovano tutte le lingue, tutti Sì, si vede diversi. Diago Mugliere che è di Bastia. Federico Boggi che è di Daiaccio. Vedi, questo è un bel affare. Tutti scritti in lingua corsa, dicono certi chi a lingua corsa, come si vede qui, con tutti questi libri, dicono certi chi a lingua corsa è povera, in quanto a letteratura, ma qui la letteratura corsa è assai spergugliata da tutti i versi, da C'è assai varietà, dunque libri, poi ce n'è tutte e mamme. con tutte queste varietà Pensi tu che esiste una letteratura corsa? c'è una letteratura corsa. C'è una letteratura corsa, anche io la penso.